La crisi e il carico fiscale abbattono i consumi, anche di prima necessità. Il paniere al supermercato al settembre 2013. Inchiesta del videogiornale Davide Saglia. Stipendi bloccati ma prezzi sempre in aumento. È questa la sintesi dell'Italia che dall'entrata in vigore dell'euro ha dovuto fare conti con un'inflazione in costante ascesa. Gli ultimi dati relativi ad agosto registrano un caro spese dell'1,3% rispetto all'1,2% dello scorso mese di luglio. E per il mese corrente studi statistici prevedono un ulteriore aumento dello 0,4%. Dati non certo rincuoranti per gli italiani, sempre più alle prese con una quadratura dei bilanci familiari. La calda stagione delle tasse, dove la Tares pare essere la protagonista, si ripercuoterà ulteriormente sul carrello della spesa, un carrello sempre più intelligente che per forza di cose bada più allo stretto necessario. Male, vuol dire che compriamo di meno per risparmiare, fin quando possiamo. A quali beni non si rinuncia? In primari, solo l'alimentazione, a questo non si può rinunciare. Se ci chiudono la pancia, addio. In questo ultimo periodo io ho cercato di ridurre al massimo, compro il necessario. Poi ci devo fare anche in casa, addirittura preparare il pane fatto in casa. Quindi si ricorre a rimedi casalinghi pur di risparmiare qualcosa. E si risparmia, la dirò che si risparmia, è molto. In male, non in bene, perché le cose vanno sempre aumentando e le pensioni rimangono quelle che sono, anzi diminuiscono perché non aumentano e la spesa sempre aumentare. Non si sa come si potrà andare avanti. Se non cambia qualcosa, speriamo che cambi qualcosa. Si cerca di risparmiare il più possibile. Qua compriamo le cose più indispensabili di qualità che non ne possiamo fare a meno, ma di solito usiamo sempre discount tipo l'Eurospin o i vari discount che ci sono in giro. I soldi non ce n'è, purtroppo non lavoriamo e non abbiamo soldi.